Si intitola Vivere insieme le emergenze, il progetto didattico messo a terra dall'Istituto Beltrame in collaborazione con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, grazie anche alla collaborazione di tutti gli enti preposti alla gestione dell'emergenza. 2 i momenti formativi che hanno coinvolto i ragazzi, un convegno ed un'esercitazione pratica con lo scopo di far comprendere come, in fase di emergenza, il volontariato rappresenti uno dei pilastri fondamentali della solidarietà e della coesione sociale. Il progetto del Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della Federazione Italiana Cuochi ha avuto questo grande valore, quello di trasmettere il significato sicuramente dell'essere volontario preparato nella gestione della ristorazione collettiva in un campo, che diventa un servizio essenziale perché di fatto è quello che permette alle persone di star bene, di trovare una certa serenità, di essere accolti anche con quelli che sono i bisogni legati alle diete speciali. Il progetto ha stimolato inoltre la cultura di protezione civile e la promozione di buone pratiche territoriali. Oggi stiamo facendo fare loro 2 macro attività. La prima è per una fetta di loro la gestione della cucina e per un'altra fetta di loro, sempre all'interno di questa macro attività, provare a cosa vuol dire un servizio di emergenza. Dall'altra parte stiamo approfittando dell'occasione per dar loro delle informazioni relative al mondo della protezione civile, al mondo dei rischi, del primo soccorso e cose di questo tipo. Quindi sulla seconda macro attività, che è un'attività più didattica in cui divisi in gruppi loro stanno provando in prima persona quello che è il mondo della protezione civile. Un'iniziativa che ha messo in luce quanto competenze, preparazione e capacità operative possono fare la differenza. Oggi avevamo un numero importante di sfollati in simulazione, quindi ci siamo adoperati a avere una cucina che sia inclusiva, quindi con dei pasti dedicati a chi è vegetariano, chi è di fede islamica, chi è celiaco, chi è intollerante al lattosio, chi ha allergie alimentari. Quindi per evitare le contaminazioni incrociate abbiamo dedicato uno spazio adeguato e sicuro per tutti quanti questi pasti. Un progetto che in quest'ultima edizione ha visto inoltre un gemellaggio con gli studenti dell'Ipsar Costa Smeralda di Arzachena in Sardegna, giunti a Vittorio Veneto per l'attività formativa. Mi è piaciuto molto perché abbiamo potuto collaborare tra di noi, appunto questo scambio qua tra i ragazzi veneti e i ragazzi sardi, e quindi ha rafforzato le capacità lavorative, pratiche e anche logistiche, infatti ci hanno fatto organizzare il tutto a noi ragazzi.